Finalmente torna l'Italian Bahia. È cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per la prova italiana della Coppa del Mondo FIA Cross Country Bahias. Tra pochi giorni, dal 6 al 9 luglio, torna infatti l'appuntamento imperdibile per gli appassionati e che è motivo d'orgoglio per le città di Pordenone e la regione Friuli-Venezia Giulia. Come ogni anno, vanta la presenza al via dei più grandi campioni della specialità e anche per questa edizione si preannunciano battaglie straordinarie, in particolare quella tra Nasser Al-Attiyah e Yazed Al-Rajhi. Al-Attiyah è il campione del mondo in carica dei Rally Raid e Al-Rajhi è il vincitore delle ultime 2 edizioni. Saranno in gara entrambi su Toyota Hilux, che è l'auto di riferimento, con Toyota Gazoo Racing, nel caso di Nasser, e con il team Overdrive per il suo rivale. Si profila quindi un duello micidiale tra 2 dei maggiori protagonisti della scena eritata. Manca solo il francese Sébastien Loeb, 9 volte campione del mondo rally, per un parterre de roi che farebbe dell'Italian Bahia una mini Dakar in piena regola. E a proposito di Dakar, Al-Attiyah lo scorso gennaio in Arabia Saudita ha vinto per la 5ª volta il mitico Rally Raid e ora torna in Friuli a distanza di ben 7 anni dall'ultima volta, il 2016, quando ottenne il suo terzo sigillo nella corsa sui Greti di Meduna, cosa e tagliamento. Non tutti lo sanno, ma Al-Attiyah non è solo un formidabile pilota. Per ben 5 edizioni consecutive ha infatti rappresentato il suo paese, il Qatar, alle Olimpiadi nella specialità del tiro a volo, conquistando una medaglia di bronzo a Londra 2012. Tornando alla gara, stavolta il confronto con Al-Rajhi accenderà il tifo degli appassionati, visto che anche il pilota saudita vanta 3 successi all'Italian Bahia, di cui gli ultimi 2 consecutivi, e dunque potrebbe essere eguagliato il record del francese Pierre Lartigue, che dal 1994 al 1997 dominò la scena con la leggendaria Citroën ZX Rally Raid. Entusiasmo quindi alle stelle per il Fuoristrada Club 4x4 Pordenone che organizza l'evento e potrà così celebrare nel migliore dei modi l'attesa edizione numero 30. Ma le sorprese in serbo per l'Italian Bahia dei 30 anni, che avrà di nuovo il suo quartier generale all'Interporto di Pordenone, non sono ancora finite.